Gli spacciatori arrivavano in treno la mattina presto, già dalle 6 di mattina alle 5 di mattina, per prendere possesso della piazza di spaccio. Spacciatori trasfertisti. Il gruppo di nigeriani che aveva ottenuto il monopolio dello spaccio in via Piave arrivava in treno a Mestre dalle province di Padova e Treviso per smerciare eroina e cocaina. Le dosi di stupefacenti il più delle volte erano nascoste in bocca. I carabinieri della compagnia di Mestre hanno eseguito 11 arresti di cittadini nigeriani per traffico di droga a Mestre, Padova, Campobasso e Conegliano Veneto. L'operazione ha coinvolto anche le unità cinofile del nucleo carabinieri di Torreglia e le squadre di intervento operativo del 4° battaglione mobile Veneto. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP presso il Tribunale di Venezia su richiesta della Procura della Repubblica Lagunare. Le indagini che hanno riguardato lo spaccio di droga da giugno a ottobre dello scorso anno hanno portato all'arresto di 4 persone con custodia cautelare in carcere e al divieto di dimora per altre 2. Altri 5 indagati sono attualmente ricercati. L'accusa è di concorso in traffico di sostanze stupefacenti. Il più delle volte i contatti avvenivano telefonicamente, quindi l'assuntore contattava telefonicamente il pusher e si dava un appuntamento per la consegna della dose. La cocaina e l'eroina venivano vendute ad un costo variabile tra 15 e 20 euro a dose. Durante le indagini sono state arrestate 8 persone in flagranza di reato e sequestrati 200 grammi di droga per un valore di circa 8.000 euro. Inoltre 18 soggetti sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Clientela quasi fidelizzata, infatti è stato possibile dimostrare che in alcuni casi alcuni assuntori per più di 3 anni venivano ad acquistare la sostanza qui in zona e in una circostanza addirittura un assuntore è venuto qui ad acquistare più di 100 dosi.